chiudere il sindaco. È vero, ma questo dell'ambiente e della salute soprattutto è un tema talmente trasversale che deve superare ovviamente gli schieramenti e le posizioni di parte. Purtroppo sono proprio queste posizioni di parte che hanno generato per troppi anni una cecità, una barriera proprio al dialogo e al confronto. Giustamente tu mettevi in evidenza. Beh, oggi devo dire abbiamo avuto un'ennesima dimostrazione, un'ennesima prova, proprio ce ne fosse bisogno, dei pericoli che gli impianti geotermici in particolare determinano sul nostro territorio. Qui non è più questione di confini amministrativi di Toscana, Umbria o Lazio, mi sembra che il problema sia un problema interregionale molto serio, molto, tra l'altro devo dire, devo ringraziare il dottor Silvestri per il puntuale intervento, tra l'altro interessante anche per avere di fronte un programma di indagine che io mi auguro possa darci quanto prima delle risultanze che possono essere, a mio avviso, a questo punto utilizzate in due modi. Il primo modo sicuramente è quello di contrastare questi ulteriori interventi geotermici che, l'ultimo inutile per questo di Piancastagnai, 20 megawatt, quindi addirittura ben superiore a quelli attualmente esistenti, mi pare, quindi si continua imperterriti a sfruttare questa fonte energetica senza tener conto degli impatti né ambientali né tantomeno di tipo sanitario. Quindi sicuramente potranno essere, io mi auguro che le conclusioni non siano solo conclusioni diciamo puntuali sui punti di prelievo, ma che si arrivi anche ad azzardare in qualche modo la causa che ha generato, perché sennò servono a poco, perché poi verrà sicuramente qualcuno che ci dirà che quel tipo di inquinante non viene dall'amianta, non viene dalla geotermia, ma viene chissà da dove, da quale situazione di inquinamento. Quindi io mi auguro che la conclusione sia proprio questa, proprio per far leva su queste situazioni, questi ulteriori interventi di realizzazione di impianti. E poi, come ha detto, mi pare che sia stato il professor Borgia, è ora forse di chiedere i dati, no? Forse è arrivato un momento in cui, avendo le prove, avendo diciamo in qualche modo dati alla mano, prove che in modo inconfutabile definiscono la natura e la causa di questo inquinamento, cominciare a chiedere i danni. Quindi magari se cominciamo a chiedere i danni all'Enel, perché è di tutta evidenza, mi sembra, da quello che si è sentito oggi, ma soprattutto da quello che si è detto in occasione degli stati generali di novembre, che qui la fonte energetica geotermica sta determinando un contributo all'energia del paese che è ridicolo. Non so se siamo al di sotto forse dell'1%, credo, complessivamente. Quindi non è sicuramente una fonte energetica alternativa in questo momento. Quindi qual è il vantaggio che ne trae chi sta sfruttando questa energia? Sicuramente va ricercato per gli incentivi, va ricercato in quegli incentivi che stanno determinando il vero valore aggiunto di questo sfruttamento. Questo è il vero valore aggiunto. Allora forse mettendoli di fronte anche ad una richiesta risarcitoria di danni, probabilmente si attenua l'attenzione su questo tipo di fenomeno. Poi tutto sommato mi sembra che evitare di pagare questo in bolletta, questo incentivo, mi sembra che sia il minimo, come ho visti in qualche modo gli effetti, gli impatti che noi ne abbiamo e subiamo quotidianamente. E chiudo sul contratto di fiume. Secondo me il contratto di fiume va fatto per il carattere interregionale del bacino del Paglia,
va fatto perché l'Umbria, probabilmente grazie anche all'alluvione del 2012, io non lo so, ma forse oltre ai danni ci ha regalato anche o ci ha dato anche lo spunto per andare un po', per accelerare un po' alcuni processi di integrazione. E io credo che se il sindaco di Orvieto, che purtroppo non è potuto venire per i suoi impegni personali, se il sindaco di Orvieto si fa promotore di questo incontro tra sindaci del bacino del Paglia, io ovviamente aderirò sicuramente, e possiamo avviare questo processo di integrazione che probabilmente diventa un ulteriore elemento di stimolo, di pressione nei confronti delle 3 regioni per gli approfondimenti necessari rispetto alla situazione non tanto e non solo del Paglia ovviamente, ma della geotermia dell'Agnano. Quindi io da questo punto di vista non solo sono rischiero e sono favorevole a partecipare a questo tavolo di sindaci, ma addirittura cercherò, se nel mio piccolo, per quello che potrò, di essere in qualche modo promotore. Quindi ringrazio ancora la rete Rogesi e la dottoressa Solange Manfredi per aver promosso e in qualche modo organizzato questo incontro che ha aggiunto ulteriori elementi, ulteriori spunti di riflessione e di condivisione su un tema che sicuramente è stato sottovalutato più. Sicuramente siamo stati un po' miopi e un po' poco attenti rispetto agli effetti di questo inquinante che in qualche modo causa di diverse, come abbiamo sentito, diverse patologie. E poi che sarebbe interessante appunto coinvolgere l'ASL per avere un ulteriore riscontro sul territorio, anche se gli inquinanti fino abbiamo diversi tra radon, nell'arsenico nell'acqua, eccetera, eccetera. Insomma, poi bisognerà riuscire a capire come ricondurli alle patologie che verranno in qualche modo rappresentate penso che sarà possibile, no? In qualche modo classificarli e separarli rispetto alle statistiche che ci fornirà l'ASL. Comunque vi ringrazio e facciamone altri perché credo che dobbiamo insistere sulla condivisione e sull'innalzamento dell'attenzione rispetto a questo. La consapevolezza. Grazie. Grazie.